ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata musicale in compagnia del Coro Bocconi per i Parenti. Siamo giunti al terzo anno del laboratorio di musica, corso di musica organizzato dall'amministrazione comunale per avvicinare un po' di più le persone di Parente alla musica, alla cultura musicale. Noi siamo quindi al terzo concerto, sono 3 anni di questo concerto, e abbiamo scelto 3 periodi importanti del nostro paese. Il primo nell'agosto parentese, 2 anni fa. L'anno scorso abbiamo dedicato il nostro concerto alla Madonna del Carmine. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarlo alla festa più importante dell'anno, che è il Natale, anche perché il Natale è ricco di melodie popolari conosciute da tutti quanti. Vi ringrazio perché state veramente numerosi. E passo la parola a Vincenzo che vi presenterà i brani uno per uno e ci darà anche modo di riprendere fiato da un brano all'altro. Grazie e buon ascolto. Io ringrazio ancora una volta il professore, sono onorato di essere qui per la terza volta al timone di una manifestazione organizzata dal professore Giovanni Perri voluta dall'amministrazione comunale. Sono altrettanto orgoglioso di far parte di
campo maschile i tenori Fabrizio De Simone, Franco Garofalo, Marcello Garofalo, Rosario Barascio, Giuseppe Perti, Adelino Perti. Per quanto riguarda i bassi, che poi i bassi non mi sembrano, Arturo Fuoco, Massimo Fuoco, il maestro Pier Antonio Perri e Sergio